La consigliera Erika Baldin denuncia il fenomeno del caporalato, annunciando di aver depositato di recente un'interrogazione in regione per sapere quali siano le iniziative della regione stessa a contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. Ciò considerando il fatto che il Veneto risulta essere la seconda regione dopo la Sicilia per l'affermarsi del fenomeno. Ora si sta attendendo la risposta da parte della Giunta, ma nel frattempo, continua la Baldin, servono più controlli. Il fenomeno ha come terreno fertile proprio il mondo dell'agricoltura, dove serve più forza lavoro ora introvabile. In questo contesto si teme che riescano a inserirsi i caporali. La Baldin ritiene sia urgente sbloccare il decreto flussi in modo tale che gli stranieri che vengono a lavorare nel nostro paese possano farlo nella totale legalità e quindi in sicurezza.